Bentornati nel mio canale, siamo qui con un altro video sul cammino Fogazzaro-Roi. Andiamo a vedere le cose che avrei voluto sapere prima di incamminarmi su questo percorso, quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Bene, prendiamo il nostro bellissimo libretto appunti alla mano per vedere un attimo in generale come è andato questo cammino. Allora, se non avete visto la serie la trovate qua in alto, ve la lascio qua sopra, trovate la playlist con i nostri 4 bellissimi giorni di cammino. In generale è stato un cammino che mi è piaciuto tanto, sia dal punto di vista paesaggistico sia anche perché non era molto difficile, cioè è un cammino fatto apposta per iniziare, per entrare nel mondo dell'escursionismo, dei trekking di più giorni. La divisione in tappe ufficiale del sito. Allora, sito presenta informazioni molto dettagliate, presenta anche una storia abbastanza specifica e molto dettagliata della vita di Fogazzaro e anche del suo pronipote Roi. Infatti per questo il cammino si chiama cammino Fogazzaro-Roi e le tappe che hanno proposto loro nel sito sono perfettamente fattibili. Si tratta di tappe da 25 km al massimo, quindi si va, mi pare di ricordare, 18 la prima, 25 la seconda, 20 la terza, 18 di nuovo la quarta, e sono tranquillissime, nel senso che non si hanno problemi di dislivelli tranne appunto l'ultimo giorno. Non è difficoltà, più che altro le cose che non mi sono piaciute tantissimo è che questo cammino è quasi per la maggior parte un bel 60-70% asfalto. Si fanno anche molti sterrati, però per la maggior parte sono piste ciclabili asfaltate, soprattutto nelle prime 2 tappe pochissimi alberi per avere un po' di ombra, ovviamente non per colpa dell'organizzazione che ha deciso di fare questo cammino, perché dovendo passare per città bisogna anche basarsi su strade già esistenti. Questo come mai ve lo faccio notare? Perché noi abbiamo scelto di fare questo cammino a luglio. A luglio faceva già caldo, quindi è un cammino perfetto per inizio primavera, fine estate, i soliti periodi più belli per andare a percorrere i cammini, che sono la primavera e l'autunno, oppure nelle giornate fresche, se magari c'è un periodo di non tanto caldo durante, che ne so, le prime settimane di luglio oppure le ultime settimane di agosto, che ha fatto quella burrasca che non c'è l'afa e si sta bene, è perfettamente fattibile. Le prime tappe appunto sono senza ombra, quindi dosatevi bene l'acqua, dosatevi bene i riposi, magari sotto un albero. La prima fontanella l'abbiamo trovata dopo 8 km, diciamo che anche questo è un tasto dolente, nel senso che le fontanelle sono solo nei centri città, non sono durante il percorso. La segnaletica è presente su tutto il cammino. Farlo senza tracce GPS? No, perché in alcuni punti noi ci siamo sbagliate, nel senso che c'erano delle volte che magari c'era su un bivio l'adesivo e non si capiva se dovevamo andare a destra o a sinistra perché l'adesivo era centrale. Forse avrebbero potuto essere un po' più chiari, però comunque nella maggior parte non abbiamo avuto problemi a trovare il cammino, e soprattutto con le tracce GPS. Cammino in tenda o cammino in accoglienze? Questo è un cammino che è nato da poco, quindi non ci sono accoglienze a donativo, non ci sono ancora diciamo delle strutture che ospitano i pellegrini con la credenziale. È ancora tutto nuovo, quindi è un po' più il cammino turistico con i bed and breakfast o gli hotel o gli ostelli nei centri città. L'unica accoglienza che vi consiglio di prenotare è la foresteria a Marano Vicentino. Lo trovate anche nel video, poi ve la mostriamo molto bene. Praticamente sono 15 euro a testa e avete un appartamento gigantesco solo per voi. Aveva una cucina, aveva il frigorifero, aveva una doccia calda, che è la cosa più importante, e soprattutto quella sera faceva temporale, quindi ci siamo veramente salvate dal dormire in tenda. Quindi quella ve la consiglio, a Marano Vicentino la foresteria. Per Vicenza invece e per Velodastico a noi ci è andata bene perché siamo stati
state ospitate per dormire in tenda, ci sono alcuni posti, magari non tanto nella prima tappa, più verso da Marano in poi praticamente ci sono posti dove si può piantare la tenda e dormire con la tenda. Diciamo che è fattibile in tenda, tranne forse nella prima parte del percorso. Lì andrei a prenotare un'accoglienza perché a Vicenza è un po' complicato, poi da Marano Vicentino in poi è molto più fattibile. Se trovate la guida disponibile nel loro sito ufficiale, prendetela, perché vi racconta la storia e i luoghi che sono stati vissuti da Antonio Fogazzaro, che è la persona a cui è dedicato questo cammino. Il tutto per noi è culminato nella villa residenza estiva di Fogazzaro, che vi facciamo vedere nel video della nostra terza giornata di cammino a Velodastico. È stato veramente come conoscerlo di persona, sapere che lì ci passava le sue giornate, che era stato ispirato dal panorama per scrivere le sue opere. È stato veramente molto profondo e molto bello anche da vedere dal punto di vista paesaggistico. Vi consiglio di comprare la guida se la trovate nel sito ufficiale, se non la trovate comunque nel sito sono spiegate con la maggior parte delle cose, quindi trovate molte informazioni direttamente nel loro sito ufficiale, che vi lascio sotto in descrizione, così fate prima, insomma, se volete, se siete interessati ve lo lascio direttamente qua sotto. Per quanto riguarda acqua e cibo, vi dicevo prima poche fontanelle, però noi con 2 bottiglie ce l'abbiamo fatta. Della questione cibo invece non c'è da preoccuparsi, perché passando per zone abitate e comunque grandi città, un ristorantino, un baretto aperto, una gelateria che magari faceva anche tramezzini si trovava sempre, quindi da quel punto di vista non abbiamo mai avuto problemi, abbiamo sempre trovato da mangiare e ci siamo sempre arrangiate in qualche modo. Come vedono le persone del posto questo cammino? Assolutamente 100% positivo. Molte persone hanno trovato curioso il fatto che 2 ragazze appunto camminassero con lo zaino gigante sulle spalle, ci chiedevano dove stavamo andando, allora noi raccontavamo del cammino a Fogazzaro Roi e tutte quante che conoscevano il cammino Fogazzaro Roi, quindi è una cosa conosciuta a livello locale anche e ben vista. Le persone erano molto disposte e anche molto contente a vedere che c'erano dei pellegrini che passavano per quelle zone a piedi percorrendo il cammino Fogazzaro Roi. Sono stati tutti super ospitali, tutti quanti gentilissimi, e da questo punto di vista veramente esperienza ottima. Il cammino presenta la credenziale e l'attestato, questa qui che è la credenziale che si può richiedere al presidente dell'associazione dei cammini veneti oppure stampare direttamente dal sito. Trovate proprio il PDF, se non avete occasione di passare per Vicenza per ritirarla potete stamparla direttamente a casa e poi portarla con voi durante il viaggio. Arrivati a Tonezza del Cimone troverete il negozietto da Paolo, che è sempre aperto per darvi questo bellissimo gadget fatto in legno e anche l'attestato di fine percorso, quindi verrà compilato lì al momento in base anche al giorno in cui arriverete e lo troverete sempre disponibile. In generale comunque vi dicevo prima all'inizio del video, è stata un'esperienza molto bella, bellissimi i panorami, bellissimo il cammino di per sé. Era strano per noi perché noi viviamo a Cittadella, che è proprio a neanche mezz'ora da Vicenza, quindi erano luoghi conosciuti ma anche sconosciuti ed è stato bello trovarsi in mezzo a tutta questa natura, a partire dalla pianura, dalla città e poi arrivare alla montagna e vedere il panorama. Molto molto consigliato questo cammino, assolutamente. Tutte le informazioni ve le lascio sotto qui. Praticamente si parte da Montegalda e si arriva a Tonezza del Cimone, 4 giorni, 80 km, dislivello quasi nullo se non per l'ultima tappa. Se avete anche qualche altra domanda riguardo al percorso fatemela pure sapere qua sotto nei commenti. Fatemi sapere anche se avete intenzione di percorrere questo cammino e se lo fate taggatemi nelle storie di Instagram, che mi fa piacere vedere appunto che ci sono persone che visitano queste terre. Quindi ci vediamo su Instagram, grazie per essere rimasti con me fino alla fine e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!